Bene, 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 eccoci qua carissimi amici con il nuovo oroscopo di questa settimana che va dal 13 al 19, dal 13 al 19 settembre. Quindi è un oroscopo che metto a disposizione per tutta la settimana, o meglio, per ogni settimana. Bene, però prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo è bene ricordare a tutti voi che il sottoscritto si occupa anche di legamenti e ritorni d'amore. Per coloro che sono stati lasciati sentimentalmente dal proprio compagno, dalla propria compagna e vorrebbero recuperare il proprio amore, potete contattarmi al mio numero privato che vedete nel video, oppure recatevi su Google e scrivete il maestro Cleo. Andate sulla ricerca di Google e scrivete il maestro Cleo. Lì esce tutto la mia, diciamo, o meglio dire i miei contatti. Va bene? Bene, e andiamo con l'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 settembre. Iniziamo col segno dell'Ariete. Amore. In questa settimana le cose dovrebbero andare abbastanza bene per le coppie e per le nuove conoscenze. Se si sta attraversando un momento difficile su altri fronti, come per esempio quello finanziario, sicuramente non sarete tranquilli. Proprio per questo motivo il vostro stato d'animo sarà influenzato dai disagi. Farete bene a stare attenti. Il segno del Toro, amore. Questa di settembre sarà una buona settimana per i sentimenti, ma a piacervi di più sarà il weekend. Tra sabato e domenica, infatti, grandi notizie soprattutto per i single. Finalmente una persona a cui siete interessati potrebbe avvicinarsi a voi. Comunque non significa che ogni giorno vi sentirete sereni, perché ci saranno dei momenti di agitazione. Chi è impegnato in coppia dovrà stare attento alle discussioni. Il segno dei gemelli in amore. La settimana non partirà nel miglior dei modi perché vi sentirete un po' nervosi. Nei primi giorni, infatti, qualcuno potrebbe discutere e litigare con il partner o con una persona molto vicina. Le stelle quindi non aiuteranno troppo i rapporti e bisognerà curare tutti i piccoli dettagli in una relazione. Il weekend però potrebbe portare qualche piacevole sorpresa e magari una nuova emozione per i cuori liberi da impegni sentimentali. Il segno del Cancro in amore. Si partirà con delle giornate abbastanza piacevoli e positive per i sentimenti. Ci sarà da godere di emozioni con il partner o con una persona molto speciale. Non sarà così bello il weekend, purtroppo. Le stelle negli ultimi giorni non vi sosterranno troppo e potrebbero esserci dei problemi con la vostra dolce metà e nei rapporti nuovi e nemmeno intrapresi. Discussioni possibili soprattutto nel fine settimana, quindi restate con i piedi per terra, restate calmi. Il segno del leone in amore. Le stelle vi porteranno delle belle emozioni in amore in questa nuova settimana del mese. Si partirà subito con un momento piacevole col partner, con sentimenti speciali per le relazioni amorose. Probabilmente sarà un periodo abbastanza interessante
perché potrebbe arrivare un nuovo incontro molto importante. Per i single potrebbero esserci quindi passi in avanti e nuove vicinanze. Occhio al weekend dove nasceranno delle incomprensioni. Il segno della Vergine, amore. Con i sentimenti avrete una settimana un po' oscillante perché all'inizio e alla fine non saranno troppo dei migliori, ma niente di, diciamo, di catastrofo. In fondo ce la riuscite a fare. Potrebbero esserci quindi dei problemi e delle incomprensioni da dover affrontare con le persone vicino a voi, con il partner se lo volete, o se avete il vostro partner, potete passare delle piacevoli giornate. Se siete single e state cercando una nuova persona, non è detto che non ci saranno dei nuovi incontri per questa settimana. Sarà ancora tutto da vedere in questa settimana di settembre. Il segno della bilancia. Se siete impegnati sentimentalmente, questa sarà una buona settimana per voi. Tutto bene per le coppie, per le relazioni stabili andrà tutto alla meraviglia. I single potrebbero invece fare dei nuovi incontri, ma dovranno stare bene attenti al comportamento o ai passi troppo in avanti. In generale le giornate saranno abbastanza piacevoli e potrete godervele senza grossi impicci in amore. Il segno dello Scorpione. La settimana sarà piuttosto tranquilla per quanto riguarda le questioni di cuore e le faccende amorose. Se cercate qualcosa in più dalla vostra relazione o da una nuova conoscenza, dovrete attendere il weekend. Gli ultimi giorni della settimana saranno i più belli per vivere delle nuove emozioni speciali. Se avete una famiglia, attenzione a non portare via troppo tempo a loro per motivi che possono essere futili. Il segno del Sagittario. Nonostante in qualche giornata potreste essere un po' agitati, il buon umore non vi abbandonerà del tutto. In amore non sarà una settimana fiacca, ma non aspettatevi nemmeno troppe news. Probabilmente agire di pancia e di cuore in tante situazioni potrebbe ritornarvi utile. Anche i single saranno un po' più istintivi in certe circostanze. Il segno del Capricorno. Occhio a questa settimana di settembre che potrebbe essere un po' complicata per voi e per chi vi sta accanto. Se però siete veramente innamorati e il partner crede in voi, la vostra dolce metà sarà una figura fondamentale per affrontare queste giornate. Poche novità probabilmente per i cuori solitari che vorrebbero provare una nuova emozione. Il segno dell'Acquario. Meglio dire subito che non sarà un momento semplice per i sentimenti e potrebbero esserci dei problemi in coppia. Potrebbe arrivare addirittura un terzo incomodo a complicare determinate situazioni sentimentali. Per fortuna dalla prossima settimana le cose dovrebbero andare molto meglio e potrebbero arrivare delle emozioni veramente speciali per tutti, anche per chi ancora non sta riuscendo a trovare la propria anima gemella. Il segno dei pesci. Con i sentimenti questa sarà una settimana un po' altelante, dovrete sopportare il valore delle stelle, ma sappiate che le cose non andranno poi così male. Se siete impegnati è possibile che il vostro partner possa rendersi conto che vi ama più di quanto immaginava. A questo punto non potrebbe andare meglio di così. Per i single non si escludono dei nuovi incontri, ma non per tutti arriveranno delle grosse novità per una nuova conoscenza. Bene,
E così abbiamo completato anche per questa settimana l'oroscopo dal 13 al 19 settembre. Ok? Allora io come al solito vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Ok? A tutti voi un abbraccio e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi.